l'ho definito solo io, ma lo ha definito il vice ambasciatore, lo ha definito il console in Palestina a Gerusalemme. La prova ne è la forte rappresentanza dei sindaci, la rappresentanza delle due province, rappresentanza economica con il presidente di Coldiretti e il presidente Bottega di Confindustria Veneto Est. Credo che sia questa una missione che porterà sicuramente in prossimo futuro a dei rapporti commerciali, industriali e anche turistici. Ma perché l'avete fatta questa missione? Ma perché un po' il tema sensibile ovviamente di quanto sta accadendo in Palestina e poi per il forte legame che c'è con la Palestina, con il Veneto. I frati francescani che sono custodi dal 1200 sono tantissimi i frati veneti. Abbiamo due vescovi in questo momento, il Monsignor Marcuzzo e il Monsignor Antoniazzi, che sono da San Polo di Piave. Quindi c'è anche questo legame, probabilmente questa nostra sensibilità nasce anche da questo rapporto che c'è e che è stato evidenziato in tutti gli incontri, questo rapporto speciale che c'è tra l'Italia e la Palestina e in particolare il Veneto, sottolineato da padre Jelpo, dal custode, che è un bresciano, quindi un lombardo, non di parte, se così vogliamo dire, di questa nostra vicinanza e di questo nostro. Poi questa è la terra del Toniolo, sappiamo benissimo la cooperazione e quello che abbiamo sofferto come regione e quindi questi temi colpiscono il cuore, ecco. Però possiamo dire che per la Camera di Commercio va giù per fare affari, e qualche affare si è fatto. Sì, ovviamente era una missione mista, commerciale, turistica, religiosa, come vogliamo chiamarla, però teniamo presente il ruolo della Camera di Commercio, qual è, e quindi abbiamo abbinato, sposato sia una causa che l'altra, ecco, mettiamola così. Abbiamo incontrato ovviamente la Confindustria di Israele, l'Unione delle Confindustria di Israele, Union Camere di Israele, la nostra Camera di Commercio di Tel Aviv ha curato tutti questi incontri, questi appuntamenti che noi abbiamo fatto e in Palestina abbiamo incontrato il presidente della Camera di Commercio di Betlemme. Poi abbiamo visitato alcune aziende, l'Italia ha una credibilità dal punto di vista imprenditoriale e commerciale perché ci sono tantissimi macchinari italiani in questa realtà, dalle macchine per la lavorazione dell'olio, per il vino, anche negli ambienti pubblici, le macchine da caffè o per la ristorazione. Cito questi, ma potrei dare una lista molto più lunga. Ricordo che l'Italia è il primo partner di Israele, uno dei partner più importanti e questo ne abbiamo discusso negli incontri che ho avuto anche con i responsabili dell'ufficio ICE di Israele in modo tale da riprendere, non si è mai abbandonato il mercato, c'è stato un calo, c'è un calo ovviamente, però bisogna anche comprendere che c'è sempre una ripresa dopo i cali, ma se questa ripresa è guidata arriva prima.